Neopresidente eletto Alfonso Cimino, ecco, quali obiettivi e come intenderà portare avanti l'Ordine durante il suo mandato? Desidero innanzitutto ringraziare i colleghi della provincia di Agrigento che ci hanno consentito oggi di essere qui nella creazione di questo Consiglio dell'Ordine, e un ringraziamento anche ai consiglieri che hanno voluto eleggermi come loro Presidente, come loro rappresentante. Ma un ringraziamento particolare lo devo fare a Rino Lamendola, per tanti anni Presidente di questo Consiglio dell'Ordine, che ha portato questa istituzione a essere una delle migliori istituzioni in campo nazionale. E questo percorso è stato ben seguito dal Presidente uscente Piero Fiaccabrino, al quale va anche per lui il mio grande ringraziamento. Questo è un Consiglio formato nel territorio, attraverso delle riunioni territoriali, e portando quindi all'interno del Consiglio tutte le istanze che vengono fuori dai vari colleghi della provincia di Agrigento. Il nostro obiettivo fondamentale è quello di avvicinare i colleghi all'Ordine degli Architetti, valorizzare la figura dell'architetto, perché è l'unica deputata nei processi di rigenerazione urbana e di sviluppo sostenibile del nostro territorio. Presidente Lamendola, ecco, oggi il nuovo Presidente si insedia, sicuramente sarà di grande aiuto e di grande conforto, di grande collaborazione col suo operato, che lei da Roma sicuramente dà gli input necessari, non solo ad Agrigento ma a tutta l'Italia. Senza dubbio si insedia un Consiglio dalle alte potenzialità, con un Presidente che farà certamente bene, Alfonso Cimino, il quale potrà puntare da un lato sull'entusiasmo dovuto alla sua giovane età, ma dall'altro potrà contare anche su una notevole esperienza maturata in seno al sistema ordinistico in questi ultimi anni. Il Consiglio neoeletto, devo dire che, sebbene profondamente rinnovato, sono più del 50%, sono nuovi eletti, nasce sotto il segno della continuità rispetto a un percorso che è stato già tracciato nel tempo. Un percorso che ha trasformato l'Ordine di Agrigento in un soggetto attivo nella società civile, un percorso che è stato proseguito egregiamente dal Presidente uscente Piero Fiaccabrino. Il lavoro che abbiamo portato avanti grazie alla coesione e alla professionalità del Consiglio che ha avuto l'onore di rappresentare ha cercato sostanzialmente di seguire un percorso che era già stato tracciato anni or sono da Rino Lamendola, oggi vicepresidente nazionale, e che ha portato risultati davvero straordinari nel corso di questi decenni per l'Ordine degli Architetti e per il territorio, per il suo impegno sia a livello territoriale che a livello nazionale. Oggi si passano le consegne al nuovo Presidente, che ha già una grande esperienza ordinistica e ha un Consiglio competente e fatto di grandi e diverse professionalità, che sicuramente sarà impegnato efficacemente a proseguire questo percorso e otterranno sicuramente risultati straordinari.